Buonasera ai nostri radioascoltatori, bentornati. Torna anche l'appuntamento settimanale di Hockey su Ghiaccio e non solo stasera. Torna Spazio Hockey, in studio Marco De Paoli e Tine Edoardo a farvi compagnia per questa mezz'oretta per parlare di hockey che ci siamo lasciati un po' di roba alle spalle. Un po' di roba alle spalle. Nel frattempo sono quasi finiti tutti quanti i campionati, ma parliamo già col nostro ospite che andiamo a festeggiare per quello che è questa impresa storica. Marco, è il primo scudetto del Renault dopo 5 finali perse e lo andiamo a fare con la bandiera del Renault, con Ingemar Gruber, capitano del Renault. Ciao Gruber. Ciao a tutti. Intanto ti ringraziamo perché sappiamo che sei fuori con la squadra, tanto per cambiare, per festeggiare. Mi raccomando, andate piano con le birre. Certo, no, oggi è l'ultima volta che si festeggia perché non si può più. Senti, intanto complimenti ancora per questo titolo, un titolo arrivato e tu lo puoi raccontare, insomma, 5 finali, una persa col Milano, 2 addirittura col Bolzano, c'è una con l'Asiago. Insomma, questa serie col Valpusteria, insomma, meritato questo scudetto. Sì, no, io penso che tutta la serie, ma tutti i playoff adesso, le partite che abbiamo giocato, le abbiamo giocate bene e sono contento per Renault perché adesso tutti questi anni in finale, anche come hai detto te, 5 volte, adesso finalmente è andata e fa bene, cioè fa bene la società, fa bene la gente qua che lavora ogni giorno per la società e siamo contenti tutti. Senti, c'è quasi una anomalia, noi seguiamo più il campionato svizzero, però il Renault assomiglia un po' all'Ambry. Quello non penso, cioè l'hockey svizzero è l'hockey svizzero. No, ma parlavo proprio di contesto, cioè piccolo paese, piccolo... Sì, qua veramente, cioè qua a Renault si può dire che è una famiglia, in senso che veramente il paese è piccolo, tutti si conoscono, quando esci tutti parlano di hockey qua, cioè questa è la cosa bella di un paese piccolo confronto alle città grandi. Qua viene seguito l'hockey perché è la prima cosa che c'è qua a Renault come sport e questo è veramente bello qua. Sì, ricordiamo ai nostri ascoltatori che magari non tutti sanno dov'è Renault. Renault è un altopiano che si trova vicino a Bolzano, si può anche raggiungere comodamente con la funivia. 15 chilometri da Bolzano. Una specie di Interland. Bellissimo, un paese veramente bello. Tra l'altro, Rube, cioè, mettiamo Bolzano come capoluogo, ma a 15 chilometri da Bolzano, insomma, anche Legna, come voi. Insomma, avete fatto man bassa in Sud Tirolo quest'anno. Sì, no, veramente quest'anno qua l'Alto Adige veramente l'hockey ha portato tanto, anche Legna ha vinto l'INL che giocano, c'è la B che gioca con l'Austria, anche il Bolzano, noi c'è l'hockey qua in Alto Adige è cresciuto tanto quest'anno. Senti, il presidente ha già detto oggi in un'intervista che il prossimo anno parteciperete alla Continental Cup. Bella notizia anche questa, insomma. Sì, no, questa è una buonissima notizia, specialmente per Renault qua e spero che si fa di nuovo una squadra competitiva che si gioca con l'Inter Cup. E come ho detto, io non so, il mio contratto è finito quest'anno, se prolunghiamo non lo so ancora perché si vedrà adesso l'estate e sicuramente non sono più uno dei più giovani con 37 anni, però una stagione l'attacco ancora e spero che riusciamo a trovare un insieme di nuovo per finire la carriera qua. Carriera iniziata in uno dei Bolzano migliore della storia, quello con i russi. Quanto ha avuto da loro in carriera con questi campioni? Cioè, ciò che sei diventato adesso, quanto è servito giocare con... Magari non vedevi tantissimo il ghiaccio, però... No, il ghiaccio non l'ho visto tanto perché io a Bolzano sono andato con 16 anni e per me era una cosa bellissima giocare con i giocatori in quell'epoca là, che veramente c'erano i vari, come dicevi te, i due russi, Maslenikov, Ostikov, poi c'era Manno che era il mio idolo, proprio innamorato a questo, per me è uno dei migliori giocatori che ho visto, poi c'era
non ho giocato con lui poi in nazionale con Gates Orlando, che sapete in Svizzera è conosciuto, Zarillo, c'era tanto di quella gente da imparare così tanto, sono proprio fiero di aver giocato in quell'epoca lì con tutti questi giocatori. Senti, cioè, giustamente tu dicevi che ti auguri che il presidente faccia una buona campagna acquisti per la prossima stagione. Già una pedina è già partita per quel della Svizzera che è Rampazzo. Si vocifera che anche Stefan sia in procinto di andare in quello svizzero. Quello non lo so, di Rampazzo lo so, adesso di Spinelli non lo so, cioè quello lo sento adesso la prima volta. Io di Rampazzo, lui è un ragazzo veramente, cioè il futuro è suo. Io adesso gli ultimi 2 anni lui ha giocato con me in coppia in difesa, e lui è un ragazzo che ha tanta voglia di giocare, veramente si allena anche tanto, poi con la statura che ha, per me in Svizzera, se lavora come sta lavorando qua, per me può anche andare in prima lega in Svizzera, per me. Senti, ci si augura allora a tutti quanti che il prossimo anno, a parte che rimanga tu, ma che rimanga anche Chris Mason e coach Wilson. Sì, io spero che Chris rimane. Adesso lui, non so cosa sono le sue intenzioni, lui ha detto che lui qua gli è piaciuto tantissimo, a lui e alla famiglia, che è sempre la cosa più importante. Non so se lui attacca un altro anno, se va in Germania o dove va a giocare. Adesso non abbiamo ancora parlato di queste cose con lui, cioè noi giocatori, però lui è una pendina, è molto importante per noi, e per me un portiere nell'hockey è il 90% della squadra. E l'ha dimostrato anche durante i playoff, che abbiamo potuto ammirarlo in televisione. Sì, no, lui era proprio un mostro tutto l'anno, ma più che altro se vedi un giocatore così con 38 anni, ma veramente professionista, che si allena tanto, che ci tiene, cioè io vedo uno con 38 anni che ha fatto una carriera in NHL, tutto, piangere dopo una partita persa, cioè io non so, cioè si perde, si vince, il sport è fatto, e così vedi proprio che lui ci teneva, anche se, come ho detto, lui viene dall'NHL, viene una liga in Italia, e dici, questo viene, però alla fine ha creduto fino alla fine anche lui, e ci ha aiutato tantissimo a vincere questo campionato. Anche a mondiale ha giocato, tra l'altro. Ma da giocatore, come giudici, cioè come hai visto anche te e i tuoi compagni questa formula dei playoff, che insomma è stata abbastanza strana? Ma io penso che tutto l'anno noi abbiamo giocato bene, siamo cresciuti ogni partita sempre di più come squadra, e alla fine io dico sempre si vince come squadra, anche se hai un superstar in squadra come giocatore, non è che uno ti vince il campionato, è sempre la squadra. E quest'anno veramente tutti quanti in spogliatoio eravamo veramente una famiglia, e per me quello era la cosa più importante, e si è vista e siamo riusciti a portarlo a casa. Ma questa nuova formula, insomma, è stata un po' strana, come la giudichi? Sì, la formula quest'anno era veramente strana, per me hanno fatto, questa è l'opinione mia, hanno un po' sbagliato la formula come hanno fatto quest'anno. Però alla fine sono i presidenti che decidono, la federazione, noi giocatori dobbiamo fare quello che decidono loro, però la formula anche per la gente, per me non era molto interessante giocarla così. Senti Inghebra, noi ti ringraziamo, ti salutiamo, ti lasciamo continuare questi festeggiamenti. E bevi anche per noi. E bevi anche per noi se riesci. Va bene, vi ringrazio e ci sentiamo la prossima volta. E ci sentiremo la prossima volta. All'hockey. Grazie ancora. Va bene, grazie, ciao a tutti, ciao, buonasera. Ciao. Bene Marco, stavamo dicendo prima, sono finiti il campionato, il Bolzano ha vinto la Ebel, giustamente come stavamo dicendo Legni ha vinto il campionato minore austriaco, è finita anche la KHL, è finita anche la DEL, insomma adesso siamo tutti pronti, perché settimana prossima quasi tutte le nazionali partiranno per questi benedetti mondiali, noi ne parleremo settimana prossima. Lasciamo 2 secondi quello che è il discorso hockey, vedendo se riusciamo a metterci in contatto col giornalista di Radio Padania sportivo. Sì, non ha bisogno di essere presentato qua, Leo Siegel. Leo Siegel.
Tra l'altro ieri sera si è svolta, tra l'altro presidente della Federazione Italiana Hockey Inline, e ieri sera presente alla finale tra il Monreale e il Monreale e il Milano 24. E il Milano 24, vinta dal Milano per la terza volta consecutiva dello scudetto. Adesso andremo a chiedere a Leo come ha vissuto lui questa finale, che è stata trasmessa c'è anche in diretta dai canali della RAI. Non possiamo averlo, non possiamo perché ha avuto un impegno alla festa di Zanica. E alla festa di Zanica, comunque ne parleremo noi. E ieri sera la RAI ha trasmesso questo evento, quei 3-4 che guardavano Bayern di Monaco, Real Madrid, inutile che nessuno avrebbe guardato. Ieri sera tutti concentrati per aver visto questa finale. Tra l'altro, Marco, è Hockey Inline, ma si leggeva il roster. Sono tanti giocatori che vengono dal ghiaccio, come ad esempio Maico, Mencini, Rigoni, Dorigatti, Tomasello anche, che è stata una bandiera del Milano abbastanza anche recente, ma poi anche nei fasti del ritorno dei Viper. Tessari. E Ricky Tessari che ieri sera poi comunque a fine partita ha salutato il pubblico perché si ritira quest'anno. Quindi c'è sempre stato questa diatriba nell'Hockey Inline, ghiacciaioli sì, ghiacciaioli no, portiamoli dentro, è incompatibile. Mi ricordo ancora la teoria di Insam che non permetteva ai suoi giocatori di giocare anche in line, perché di solito era prassi che durante l'inverno giocassero su ghiaccio, poi finita la stagione del ghiaccio si dedicassero all'inline. Insomma, questo Milano 24 invece dimostra che sono due sport assolutamente compatibili, visto che insomma, questi giocatori dal ghiaccio, mettendosi i roller ai piedi, hanno saputo interpretare anche perché al poi meglio. La stagione inizia quasi dopo, cioè quando mai i playoff comunque del ghiaccio sono già avviati, ecco. È quasi come se venissero presi, comunque c'è i giocatori che hanno finito di fare il proprio. Sì, adesso già la stagione dell'inline si è allungata, quindi si accavalla. All'epoca era un po' più due periodi diversi. Beh, non riusciamo a contattare Leo perché è alla festa di Zanica, e ricordiamolo, c'è anche noi, domenica ci sarà Pontida, domani sera concertone con Davide Van der Sfros. Noi invitiamo anche tutti gli amanti dell'hockey a presentarsi a Pontida per questo evento, per questo primo maggio. Nel frattempo vediamo se riusciamo a contattare Leo per la fine della trasmissione. Passiamo al prossimo ospite, Marco, che è Alberto Possiere, nuovo DS dei Killer Bears di Varese. Ciao Alberto. Ciao Edo, buonasera a tutti i radiospettatori. Senti Alberto, partiamo da quello che è un po' il fronte svizzero, per poi buttarci qua in quello che è questa tua nuova avventura. Ambri che prossima settimana si capirà quali che sono l'ammontare dei debiti di cui tutti ne parlano, ma nessuno sa cos'è. Però di fatto l'Ambri è sul punto, è sul mercato e continua a comprare giocatori. Sì, ha preso 3 giovani interessanti, uno ha conosciuto Stucchi, che ha già giocato qualche anno fa, poi ha preso il figlio di Regis Fuchs, che ne parlano tutti molto bene, e poi questo svizzero canadese, questo difensore, che aveva numerose offerte, ma ha preferito prendere Ambri perché aveva già fatto un tryout l'anno scorso. Quindi 3 buoni acquisti, 3 giovani, e adesso poi vediamo, perché manca sicuramente un difensore svizzero d'esperienza, un attaccante al posto di Reichert e poi due stranieri. Un centro almeno? Un centro straniero sicuramente, perché Jason Fuchs è un centro, premiato anche miglior under 20 l'anno scorso nella nazionale svizzera, e sicuramente sarà un centro straniero. Adesso dovrebbe venire fuori il primo nome entro breve, dicono in giro, rumor in giro. Poi l'altro vorranno aspettare più avanti, magari qualche tryout del Campenicella. Sì, Perité continua a smentirlo,
Ma noi comunque siamo sempre più convinti che Zanatta possa fare un provino anche ad Ambry. Perché ho sentito che non ha confermato la notizia, l'ha smentita. Vediamo. Adesso è possibile che vada ai mondiali, magari facendo un bel mondiale potrebbe anche provarlo, come Rampazzo che è andato al Davos. Bene, fronte debiti non ne parliamo perché fino a settimana prossima non si saprà niente, ma ricordiamo che c'è chi sta peggio, insomma Kloten, ultimo finalista, viaggia con 6 milioni di franchi svizzeri di debiti, dunque staremo a vedere come si concluderà anche questa telenovela dei debiti delle squadre svizzere. Alberto, entriamo al di qua del confine, questa tua nuova avventura con i Killers, e di fatto avete preso in mano anche la gestione del Palalbani. Sì, il 31 marzo è finita la gestione vecchia e la giunta e il sindaco, che ringraziamo ancora logicamente per averci accordato la fiducia, l'ha data ai Killer Bees nella persona soprattutto di Matteo Cesarini, il nostro presidente, che si è preso questo bel impegno, diciamo, di rivitalizzare un po' l'impianto varesino. Adesso la gestione sarà provvisoria fino al 31 d'agosto, però abbiamo concrete possibilità che questo continui, insomma ci sia una continuazione, anche perché l'impianto varesino è bello, va solo un po' abbellito. Comunque la struttura è valida. Senti, a Varese giustamente ci sono 2 squadre di hockey, ci siete voi e c'è l'Hockey Club Varese, insomma sono già iniziati i primi contatti con l'altra squadra? Ma adesso vediamo, adesso stiamo pensando soprattutto alle nostre giovanili che hanno fatto appena adesso un torneo con Lugano, bellissimo, Lugano, Ambry, Bolzano Academy e Como. Stiamo facendo crescere questi ragazzini che poi saranno il futuro dell'hockey. Noi abbiamo sempre intenzione di farli giocare in Svizzera questi ragazzi, perché l'hockey svizzero giovanile, come tu sai Edo, è a proprio i primi posti. Difatti il Lugano che ha vinto il torneo è la stessa squadra che andrà a rappresentare la Svizzera a quel torneo giovanile che si svolgerà nei prossimi giorni in Alto Adige. Con allenatore Cristian Cantoni, tra le altre conoscenza anche bianco-blu. Vediamo, sì, ci saranno dei contatti sicuramente con l'HC Varese, però ancora prima dobbiamo pensare un po' al palaghiaccio e poi penseremo. Voi avete solo giustamente stavi dicendo tu, va un po' più abbellito. Sì, ci sono da fare degli interventi, comunque tante cose che sembravano che invece vanno tranquillamente. Va un pochettino, adesso noi abbiamo il ghiaccio fino al 9 di giugno perché abbiamo avuto diverse richieste di ghiaccio, perché in Svizzera il ghiaccio non ce n'è più in Ticino, se non a Bellinzona, quindi tante società ticinesi sono venute da noi e quindi abbiamo cercato di allungare il più possibile. Poi ci sarà la manutenzione e poi a luglio ti anticipo che dovrebbe esserci 2 giorni dove sono invitate tutte le società di pattinaggio, hockey su ghiaccio, per fare una festa del palaghiaccio, quindi ti inviterò anche, Edo. Verrà anche Marco, penso, no Marco? Festa della birra, qualcosa, adesso vedremo un attimino, proprio se c'è birra, guarda, noi siamo stemi, verremo, perché siamo così. Siccome ci hai detto che c'è la birra, faremo uno sforzo e veniamo volentieri. Sì, così potrei anche intervistare Matteo Cesarini. E poi abbiamo anche altre cose in fase di studio, però non posso dire ancora niente perché non sono ancora sicure, quindi per correttezza non posso esprimermi. Comunque Senti, ci sono... una domanda sui convocati della nazionale?
Ma l'ho visti, sono contento per Alex Caffi, che è un varesino doc, l'ho visto crescere quel ragazzo lì, vediamo se lo convocheranno, perché sicuramente si giocherà con Vallini il posto da terzo portiere, poi c'è Diego Cosner che gioca nel Lugano. Comunque io penso che la nazionale italiana si giocherà il posto nel gruppo A con le prime 3 partite, che sono le più, sulla carta, le meno impegnative, diciamo. Comunque sono sempre nazionali forti. Noi abbiamo visto i mondiali, la Svizzera che è stata sconfitta dalla Lettonia quando tutti la davano per favorita, quindi diciamo che si giocheranno questo mondiale, questa permanenza nelle prime 3 partite, con Danimarca, Norvegia e Francia, se non sbaglio. Poi Alex Caffi in nazionale come allenatore dei portieri ha uno che a Varese. Pronto? Pronto? Ci senti? Adesso ti sento, Sì. ti ho perso un attimino. Dicevo, Caffi come allenatore dei portieri in nazionale ha uno che a Varese diciamo che non è l'ultimo arrivato. Cioè. Sì, c'è Gin Corsi, quindi un ottimo maestro, reduce dall'esperienza di Buffalo. Quindi come portieri non ho problemi, perché Dani è bellissimo, ho letto che ha fatto un bel partitone ieri sera. Bernard gioca anche lui all'estero, poi come terzo portiere non c'è problema, Vallini o Caffi se la giocheranno. L'Italia che ha vinto, stavamo dicendo, 3-1 contro il Kazakistan. E sta giocando in questo momento la seconda partita. La seconda partita, sì. Avresti inserito qualcun altro in questo blocco di giocatori, o pensi che sia un gruppo che potrebbe fare giustamente questa? Ma adesso vediamo Larkin, mi piacerebbe vedere Larkin, che però è impegnato, mi sembra, con i playoff American Hockey League. Però sarebbe un punto importante avere questo ragazzo qua, perché si è fatto una bella esperienza, quindi non sarebbe male. Poi non ne vedo, a dir la verità. Mi sto interessando più dalla nazionale svizzera, a dir la verità. Spero che vada in tempestoni ai mondiali, e tutti lo sperano. Ieri parlavo anche con Cantoni, che era lì ad allenarsi con i ragazzi, dice se lo meriterebbe, insomma. Beh, Inti sicuramente qua, anche per me se lo meriterebbe, insomma, anche perché insomma sarebbe una buona occasione. Ci è andato vicino per quanto riguarda le Olimpiadi, non si capisce perché non possa essere presente. Certo, poi è sponsorizzato anche da Damien Brunner, che ecco, l'unico problema poi sarà trattenerlo dopo i mondiali. Se fa un ottimo mondiale sarà un problema trattenerlo per i prossimi anni. Beh, lui per adesso ha detto che da Ambri non si sposta, dunque speriamo che mantenga almeno per i leventinesi quello che è stato la sua promessa. Ma io ho parlato anche con Baldi, che lo conosce sicuramente, anche lui era come Inti Pestoni, poi logicamente ha voluto andare a fare un'esperienza oltralpe, come lo fanno tutti, poi tornano tutti, però insomma un'esperienza oltralpe, magari tra qualche anno potrebbe anche farla. Vediamo, io spero che rimanga, però insomma bisogna vedere con l'andare del tempo, non è detto che... L'abbiamo... ecco. Bene Alberto, noi ti ringraziamo, ti diamo un bocca al lupo per questa tua nuova avventura. Ci vedremo a Varese per la festa della birra, allora. Ci vediamo a Varese perché giustamente Marco anche a te, che così parliamo anche di Bolzano Academy, che ho saputo che anche lì ci sono 2 realtà adesso, quindi parleremo un po' con Marco di Bolzano. Giustamente, perché tu conosci solo quello. Bene Alberto, ti ringraziamo e un in bocca al lupo. E invece noi ti invitiamo, se vuoi venire domenica o domani sera in quel di Pontida, per il concerto di Davide Van der Sproos. Vedrò. Grazie mille. Ciao e alle prossime. Grazie a tutti, ciao, grazie, ciao. Marco, come stavamo dicendo, adesso abbiamo parlato un po' di tutto. Spiace di non essere riusciti a contattare neanche per un minuto Leo, perché ci avrebbe fatto piacere. Le ciappa via, è alla festa di Zanica, anche in tour anche in questo periodo, perché sta presentando un libro sullo sport, insomma sull'Expo, insomma, e
è preso, è un vecchiettino un po' impegnato il ragazzo, no? E niente, dunque staremo a vedere. Settimana prossima parleremo, ne abbiamo parlato un po' stasera, parleremo di nazionale svizzera, insomma. Settimana prossima partono, cioè, un tuo giudizio, Marco? Alberto ha detto che si salverà l'Italia. Diciamo che Pokel è chiamato all'ennesimo miracolo, perché l'Italia è la candidata numero 1 a scendere. Diamo dei pronostici. No. Chi vincerà? Li abbiamo sbagliati tutti l'anno scorso. Tanto non scommettiamo, scusami, non ci mettiamo neanche una lira, vedi tu, non un euro. Beh, il Canada parte sempre ogni mondiale come favorito, perché può pescare dal cilindro qualsiasi giocatore, delle migliaia di atleti, di campioni che c'ha, quindi è sempre l'avversario da battere. La Russia deve assolutamente riscattarsi dalla vergognosa prestazione alle Olimpiadi, quindi non penso che ripeterà altre sconfitte così brucianti. E poi le solite svedesi e finlandesi a fare. Stati Uniti ha sempre il potenziale per far bene, però non è dello stesso livello. Il problema di Canada e Stati Uniti, lo ricordiamo per i nostri ascoltatori, è che là il campionato non si ferma. Quindi sono le uniche due nazioni infatti dove non si ferma il campionato. Per cui i migliori giocatori al mondo di qualsiasi nazionalità sono impegnati là, soprattutto americani e canadesi che appunto giocando in casa sul proprio territorio impegnano la maggior parte dei giocatori del campionato. Ok Marco, siamo in chiusura, diamo appuntamento a mercoledì prossimo ai nostri radioascoltatori. Un saluto da Marco De Paoli e Tino Edoardo. Avete ascoltato Spazio Ok. Quest'anno Pontida si fa in cuore.